Buongiorno a tutti dalla città metropolitana di Venezia, sono Nicola Freddo della Regione del Veneto, direzione ICT. A breve iniziamo l'incontro, attendiamo che si connettano i nostri colleghi da remoto. Vi do intanto alcune indicazioni per quanto riguarda le domande. Utilizzate la funzione domande e risposte che si trova in basso a destra. Scusate, lo stavo cercando di mettere a posto. La chat per le altre informazioni. Se avete delle richieste di carattere tecnico, usate la chat. Io direi che se non ci sono altre cose possiamo iniziare. Bene. Allora, siamo qui oggi, è una serie di incontri che stiamo facendo sul territorio per capire lo stato di attuazione delle progettualità e delle azioni del PNRR. Regione del Veneto ha costruito una rete veneta per la trasformazione digitale, che è poi una rete che comprende i responsabili della transizione digitale, le autorità urbane, i SAD, la Consiglio dei piccoli comuni, e insieme ad ANCI diamo un supporto anche amministrativo e naturalmente il coinvolgimento del team territoriale dell'area nord-est del Dipartimento per la trasformazione digitale, con cui abbiamo e avete anche voi un rapporto in tutto questo periodo del PNRR, che ci aiutano ogni volta a dirimere tutte le questioni inerenti sia alla parte amministrativa che alla parte tecnica. Oggi siamo qui che ci ospita la città metropolitana, e io darei la parola per i saluti iniziali al vice sindaco Silvia Susanna, che è con noi da remoto. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per avermi dato la parola e per questo invito. Allora, riguardo al PNRR e a tutto quello che ci sta dietro, sappiamo quali siano i grattacapi dei comuni alle prese proprio con la rendicontazione e soprattutto con l'inserimento dei dati in un'attività che è sicuramente complessa. Dal punto di vista dei comuni, devo dire che questo PNRR ha creato veramente, se da un lato ben vengano questi finanziamenti, dall'altro lato però le complicazioni che stanno affrontando gli uffici sono veramente tantissime. Quindi ben vengano tutti questi incontri che possono non solo fare chiarezza, ma anche capire proprio, fare il punto della situazione. Porto evidentemente anche i saluti di tutti i sindaci della città metropolitana e del sindaco Luigi Brugnaro. Io purtroppo alle 11:40 circa dovrò scollegarmi, però vi ringrazio veramente per aver organizzato anche qui da noi questo evento. Grazie. Grazie vice sindaco. E niente, iniziamo con quelli che è l'intervento nostro. Seguirà poi le considerazioni da parte di Romano Armellin, che è responsabile della transizione digitale, referente per il livello provinciale per la rete degli RTD, che ci spiegherà anche quali sono le interazioni con i progetti regionali e i bandi PNRR. Seguiranno poi gli interventi di Antonio Candiello e Raffaele Malfer dell'area nord-est del Dipartimento, che ci daranno le notizie su quello che è lo stato di attuazione e le eventuali ulteriori indicazioni di carattere specifico per ogni singola azione. Come dicevo e come ha detto anche la vice sindaco, la Regione Veneto ha attivato una serie di supporti per i comuni, piccoli, medi e grandi, che ha visto una serie di incontri a partire da marzo, scusate, da un anno a questa parte, da giugno dell'anno scorso, continuamente su tutti i temi del PNRR, per dare indicazioni prima da un punto di vista amministrativo prima e adesso anche dal punto di vista tecnico. Naturalmente siamo consapevoli che ci sono quattro mancanze, problematiche di carattere generale su tutti i comuni. Da un lato il problema delle competenze digitali e di saper gestire tutte quelle che sono le azioni di innovazione che ci viene richiesto dal piano triennale e non ultimo dal PNRR, che dobbiamo ricordare non è un'azione specifica con dei finanziamenti specifici, ma l'inquadramento di tutte le azioni che portiamo avanti sono
tracciate dal piano triennale. L'altra difficoltà che abbiamo è di tipo tecnologico, l'integrazione di applicativi, l'utilizzo di applicativi comuni. Regione Veneto da diverso tempo ha sposato questa idea di avere delle applicazioni, un'infrastruttura a supporto dei comuni che non vuole sostituirsi al mercato, ma vuole essere un supporto. E poi vediamo anche quali sono le iniziative che abbiamo fatto anche dal punto di vista tecnologico per poter integrare terze parti all'interno degli applicativi regionali. E l'altro problema sono le risorse umane disponibili. Come diceva prima il vice sindaco, il PNRR ha anche tutta una parte burocratica di attività amministrativa da seguire. Anche su questo le persone disponibili per gli enti sono un numero esiguo, sono impegnate molte anche in tutti gli altri progetti del PNRR. Dobbiamo ricordare che non c'è solo la trasformazione digitale, ma c'è anche la transizione ecologica, ci sono gli uffici impegnati per i lavori pubblici, quindi tutte queste difficoltà la Regione ha cercato di dare risposta con un sistema diciamo sinergico, di sinergie con vari soggetti. La prima cosa che è stata fatta è stata quella di aprire uno sportello assieme ad ANCI e su queste voi le informazioni le avete avute più volte nei vari eventi e a cui potete chiamare. Se andate sul sito ANCI troverete il progetto PNRR in comune con tutti i riferimenti e potete chiamare quando avete necessità i nostri uffici ANCI che vi danno supporto, daranno tutte le informazioni, le schede necessarie per ottenere il supporto regionale e anche dettagli sulle variazioni. Oltre al supporto amministrativo di ANCI abbiamo sempre fatto una serie di incontri per aiutarvi a dialogare con il Dipartimento. Loro sono sempre disponibili, voi conoscete tutti i referenti territoriali e anche con loro il rapporto è continuo di scambio sia a livello diretto vostro e potete contattare con i numeri che vi hanno sempre fornito, sia a livello regionale. La Regione continua a dialogare con tutte le parti, mercato, il sistema nazionale, confronti sia di carattere amministrativo che carattere tecnico. Anche oggi il nostro direttore Luca De Pietro e Antonino Mola sono impegnati in un incontro a Roma sempre sui temi relativi alla transizione e trasformazione digitale. Cosa abbiamo invece stiamo facendo e cosa abbiamo fatto? E su questo mi aiuto con alcune slide che adesso condivido. Scusate, mi riduco un po' le finestre. Bene, spero che si veda. Sì, si vede. Bene. La Regione Veneto sta procedendo in diversi ambiti. Prima di tutto il prodotto diciamo principale è MyPortal. Come sapete MyPortal è un progetto che è nato ormai da più di un decennio e che aveva lo scopo di supportare i comuni e dare ai comuni un portale per tutto quello che riguarda le informazioni ai cittadini. È nato soprattutto con un CMS, poi si è evoluto nel tempo, siamo passati dalla versione 1 alla 2,5, 3 e per ultima la 3.1. La 3.1 è stata presentata ad aprile la sua versione finale, era disponibile in ambiente di collaudo per poter fare i test e le prove per tutti gli enti che ne hanno bisogno. È ovviamente una versione che è stata anche verificata con il Dipartimento e che ha dato un esito positivo. Per supportare gli enti comunque con maggior servizio su MyPortal nel frattempo stiamo migrando in ambiente cloud, i test sull'ambiente sono in corso, il 26 migriamo con la piattaforma MyD che è quella dell'identità digitale, poi seguire
creeremo con MyPay e infine con MyPortal. I test che stiamo eseguendo sono per poter essere sicuri che i dialoghi che ci sono dalle varie parti del mondo mai funzionino correttamente. Poi vi daremo anche la possibilità di fare dei test nei vari ambienti e quindi andremo in produzione. Anzi, la produzione è pronta, ma faremo lo switch vero e proprio. Oltre che aggiornato la versione del CMS che ci abbiamo presentato ad aprile, il mese scorso abbiamo presentato la parte di cittadino informato, quella che serve per raggiungere gli obiettivi, la seconda parte degli obiettivi dell'avviso 141, e stiamo organizzando con i comuni interessati una serie di tavoli per efficientare i finanziamenti del PNRR e sviluppare e contribuire allo sviluppo di nuovi servizi digitali. Tutte queste azioni sono rivolte a ottenere un efficientamento di tutti i soldi che sono stati erogati verso i comuni. La Regione Veneto non ha finanziamenti diretti per il PNRR se non per alcuni progetti. Per cui l'organizzazione, il supporto e il coinvolgimento degli enti per migliorare i prodotti regionali è uno dei punti essenziali per mantenere la piattaforma coerente. In ogni caso, con i finanziamenti di Regione del Veneto abbiamo già adeguato il prodotto a quelle che sono le esigenze previste dal 141. Dicevo, la misura 141 ha due modalità: cittadino informato, cittadino attivo. Allora, sul cittadino informato la Regione ha adeguato MyPortal per tutto quello che era previsto nelle linee guida del Designer Italia. Su questo il prodotto è stato adeguato, è completo e deve essere programmata la migrazione ente per ente dalla versione 3 alla versione 3.1. Questa è una proposta della Regione del Veneto, non tutti sono tenuti ad adottare il prodotto regionale. Come dicevo, è un progetto che Regione Veneto porta avanti negli anni, non vuole essere alternativo, non è alternativo al mercato, è un prodotto per coloro che non sono in grado di gestirlo direttamente e non vogliono affidarsi completamente ad una gestione esternalizzata. Quindi hanno la possibilità di avere un prodotto adeguato ma gestito nella parte pubblica. Per chiedere il supporto all'utilizzo di MyPortal e alla migrazione alla versione 3.1 è necessario compilare un'informativa. È una richiesta che stiamo facendo da diversi mesi ed è necessario che chiunque abbia in adozione il prodotto regionale e intende mantenerlo per adempiere alle azioni della 141 ce lo deve comunicare. Se le scelte sono diverse, voi vi prenderete la responsabilità di portare avanti la vostra scelta con il prodotto di cui avete fatto richiesta. Ma se avete fatto la scelta di mantenere e dare continuità agli investimenti che avete fatto con il prodotto MyPortal, ce lo dovete comunicare. Attualmente abbiamo una sessantina di comuni che l'hanno fatto ufficialmente, ma gli enti che utilizzano il portale MyPortal sono più di 240, per cui vi chiediamo di avere riscontro a riguardo. Questo è necessario per poter programmare la migrazione dei vari portali. La migrazione tecnica la farà tutta la Regione del Veneto. Una dimostrazione di quello che è il risultato l'avete visto ad aprile. Nella parte di ambienti di test che avete a disposizione abbiamo il comune di Bassano e potete verificare tutte le migrazioni e la stessa cosa potete fare poi per il vostro anno. Per fare questo però occorre una programmazione, non è uno switch che viene fatto in maniera unica con tutti gli enti, va programmato, anche perché oltre a questa migrazione
occorrerà da parte vostra fare tutta una serie di altre attività, e questo introduce la parte di cittadino attivo, e cioè se fate la scelta di avere il CMS regionale, poi dovete anche scegliere e decidere se utilizzare i servizi o comunque il sistema regionale di pubblicazione dei servizi, o se volete integrare terze parti in altro modo. La seconda cosa è che se anche avete scelto di mantenere il vostro CMS o di adeguare il CMS che è diverso da quello di MyPortal, così come hanno fatto anche altri comuni che collaborano con noi, non è un problema, si può fare, però a quel punto dovete anche capire e decidere e quindi comunicare, se l'avete già fatto, qual è la scelta che avete fatto per i servizi. Per esempio, un comune capoluogo come Padova ha mantenuto il proprio CMS, ma ha sposato tutta la parte dei servizi regionali, utilizzando quello che è il dispositivo di MyArea e di MyArea e di MyPA. E quindi su questo verso stiamo anche cercando di capire quali sono eventuali servizi che verranno integrati con il contributo del Comune di Padova, e così come anche riutilizzare i 12 servizi digitali che Regione del Veneto ha messo già a disposizione a catalogo per i comuni che hanno intenzione di mantenere le soluzioni regionali. Se non avete fatto nessuna delle due scelte, probabilmente ne avete fatta una terza, che è quella di comunque utilizzare il servizio MyPay e quindi i pagamenti regionali, che vedremo più tardi. In ogni caso è opportuno che abbiate chiaro qual è le modalità con cui migrate dal sistema attuale a quello futuro. Lo dico, è importante perché le scelte che fate adesso con il PNRR si ripercuoteranno nel tempo su quello che è nel vostro futuro. Una volta che avete avviato il percorso del PNRR in un certo modo, avete poi l'obbligo di mantenerlo per 5 anni. Quindi attivazioni di servizi vanno mantenuti per 5 anni, e tutto il sistema che implementerete va mantenuto. Questo pone temi sia di sostenibilità e quindi di investimenti che dovete fare nel tempo. I fondi PNRR hanno sono dati adesso e poi si esauriranno, quindi dovranno essere in conto le modalità con cui manterrete i servizi, una necessità di capire quali sono i contratti che avete con i fornitori, i rapporti con i fornitori, e anche su questo vi abbiamo fatto un incontro a suo tempo con la centrale di committenza di Treviso e stiamo rivedendo il vademecum per darvi ulteriori informazioni. Una delle informazioni che ci è stata richiesta in particolare è quella di capire come introdurre clausole contrattuali o all'interno dei capitolati, delle voci di capitolato per il rapporto con i prodotti regionali. Come dicevo, le due soluzioni: cittadino informato e cittadino attivo. Allora, cittadino informato, vi invito a rivedervi il webinar, sono appunto le informazioni. Cittadino attivo è una cosa più complicata e più importante da un certo punto di vista. Da un lato abbiamo modificato tutta la parte che riguardava i LED, l'abbiamo aggiornata secondo i criteri del PNRR e abbiamo predisposto quella che è la MyArea. La MyArea è un luogo che, così semplifico un attimo, è una MyPA, che è quella che abbiamo sempre utilizzato a livello regionale, con una vista essenzialmente a livello di ente. Questo perché è un'altra richiesta prevista dal PNRR, e cioè se io ho un portale con un certo dominio navigabile e interrogata lo stesso dominio o un sottodominio. Quindi è necessario una integrazione tra la parte del cittadino informato e la parte del cittadino attivo. Lo ribadiamo più volte perché questa è una scelta importante, al di là della tipologia di soluzione che prendete. Se la prendiate da fornitori esterni, dovete immaginare che la scelta
di rivoluzionare il portale del proprio comune, del proprio ente, implica non solo il rifacimento del portale, ma un'integrazione stretta con tutta la parte di servizi. Quindi anche la scelta di chi vi fornirà la parte relativa ai servizi dovete farla tenendo presente l'integrazione tra le parti. La soluzione di avere un unico fornitore può sembrare al momento ottimale. Naturalmente a un unico fornitore, un unico servizio, fatto tutto con quel fornitore, fatto tutto bene, possiamo mettere anche entrambi. Allora, sembrerebbe la soluzione può essere questa, va pensato l'interoperabilità tra le varie. Non è possibile, così come non può fare la Regione del Veneto, non lo può fare nessuno, che vi promettano di avere tutti i servizi di un comune. Voi sapete che i servizi del comune sono numerosi, penso che sono stati individuati almeno un centinaio, non so, ricordo tutto quello che riguardava il catalogo dei servizi. Regione Veneto a livello di LED ne ha sviluppati una cinquantina, ma adeguati ai servizi del PNRR ne abbiamo 12, e voi avete fatto delle scelte probabilmente anche sui singoli servizi quando avete fatto le azioni del PNRR. Ecco, dovete avere chiaro e avere tutto il sistema di interazione tra le parti molto chiaro e diciamo averlo ben presente. Come dicevo, occorre entrare nel portale del cittadino informato, avere due servizi fondamentali che sono la prenotazione appuntamenti di servizi sul territorio, segnalazione di servizi, integrato nel cittadino informato nel CMS, e poi tutta la parte dei servizi che può essere fatto anche un sottodominio all'interno di un'area. Cosa ha fatto Regione Veneto? Regione Veneto ha creato MyArea. MyArea, come dicevo, è una lista singola per ogni ente. Il cittadino nella MyArea trova tutti i servizi esposti dall'ente e trova tutti i documenti e lo stato di attuazione dei servizi che ha per quell'amministrazione. Come funziona MyArea? MyArea non funziona solo con i LED, cioè con i servizi sviluppati da Regione del Veneto, ma può essere integrata da altri servizi esterni. Le modalità sono definite con un kit che è stato illustrato a giugno, viene messo a disposizione di tutti gli enti e di tutte le aziende che vogliono integrare il loro servizio all'interno della MyArea. Perché abbiamo fatto questa operazione? Perché desideriamo che i comuni siano in grado di cambiare le scelte che fanno in questo momento anche nel futuro. Avere un sistema che permette l'interoperabilità con N servizi permette poi all'ente di essere libero di fare scelte nel lungo periodo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un LED di Regione del Veneto viene sviluppato e migliorato attraverso il contributo di altri enti, questo LED potrà essere riutilizzato dall'ente stesso, ma se l'ente non è contento o non è soddisfatto, oppure vuole un'integrazione più spinta dei servizi digitali con il back office del proprio servizio, può utilizzare un altro servizio esterno. Cosa fa la MyArea? Attraverso il kit permette di uniformare l'interfaccia per il cittadino vedrà esclusivamente un unico luogo, attraverso una tecnologia che si chiama micro front-end permette di adattare i servizi LED regionali e servizi esterni secondo i requisiti che sono stati richiesti da Designer Italia. Quindi sostanzialmente devono essere rispettati le 4 macro aree di identità digitale, la richiesta della privacy, la parte che riguarda il servizio vero e proprio e la parte che riguarda
parte finale, quella della soddisfazione del servizio. Quindi MyArea permette, dà questa possibilità. Non stiamo parlando di progetti, stiamo parlando di prodotti che sono già stati sviluppati e sono a disposizione. Sono a disposizione in un'area di test per fare tutti i possibili, insomma, controlli del caso e permettere ai fornitori di poter sviluppare l'integrazione o agli enti stessi. Per accedere al kit è sufficiente contattare la Regione del Veneto attraverso le solite mail o il call center, e vi sarà dato accesso all'area di SPAC, che è quella dello sviluppo partecipato e condiviso, ai sorgenti di tutti i prodotti, tutto il prodotto, e anche ad alcuni, diciamo, contenitori Docker già predisposti per poter testare tutta l'infrastruttura. Quindi stiamo parlando di soluzioni già predisposte e diciamo, disponibili. Nel frattempo, siccome il catalogo dei servizi digitali, abbiamo detto, sono solo 12, sono stati scelti tra quelli che sono previsti dalla misura 141, oltre a questi stiamo, come dicevo, contattando anche i vari comuni che sono interessati a utilizzare parte del contributo che è stato messo a disposizione dal PNRR per aggiornare o sviluppare nuovi servizi. Tutti quelli che sono stati, tutti i servizi sviluppati, dicevo, sono una cinquantina nei progetti MyData e MyCity, sono da adeguare, e quindi questo adeguamento, se lo vogliamo utilizzare nel breve periodo con il PNRR, occorre fare l'investimento in questo momento. Naturalmente poi Regione Veneto porterà avanti, come al solito, il progetto complessivo attraverso i finanziamenti che arriveranno, che sono quelli del PRFS nei prossimi anni, e degli altri investimenti e finanziamenti che ci sono a livello europeo. Chiuderei intanto questa parte che riguarda la parte di MyPortal. Ci tenevo a entrare nel merito perché a mio avviso è la parte più importante, è quella che diciamo, definisce poi la strategia dell'ente. Quindi tenete presente che quelle scelte che fate su quell'azione si ripercuotono su tutte le altre. L'avviso 143, che è quello della MyPay, MyPivot e diciamo le relazioni con PagoPA in generale e Appio. In questo caso l'offerta di Regione del Veneto è relativa all'attivazione e configurazione dei servizi di pagamento di MyPay, MyPivot, quindi questa diciamo una configurazione classica. In questo caso in teoria tutti i comuni, circa il 95% dei comuni ha già una configurazione standard effettuata con Regione del Veneto, fatta con il precedente progetto del Fondo Innovazione, per cui si tratta solo eventualmente di dettagliare quali sono i nuovi dovuti che si volessero attivare. E poi diciamo tutte le modalità di incasso e avviso tramite l'avvio di PagoPA. Una cosa importante che stiamo ancora che ha portato confusione e ancora adesso abbiamo chiarezza tutti quanti, Regione, enti e Dipartimento, è quella che si rileva su cosa sono i servizi digitali e come devono essere esposti all'interno dell'avvio. Costantemente nei tavoli regionali e nei tavoli nazionali, Regione del Veneto dialoga con il Dipartimento e con PagoPA SPA su quali sono le modalità di definizione dei servizi digitali. Su questo infatti sono stati anche, ma ce lo racconterà poi il Dipartimento, anche delle proroghe per permettere degli vari adeguamenti. Anche qui l'integrazione che è prevista dall'avviso 143 non è il semplice pagamento, non è quello che abbiamo visto e fatto con il Fondo Innovazione. Non è questo, questa è la richiesta dell'avviso 143, la richiesta è molto più importante, viene chiesta un'integrazione del servizio e quindi del verticale
all'interno di tutta la filiera del dovuto, quindi del servizio, dalla richiesta del servizio fino al pagamento complessivo. Per cui anche qui Regione del Veneto, almeno per la parte dei suoi prodotti, dà la possibilità alle varie aziende di qualificare i servizi che fanno i loro prodotti con i prodotti regionali come MyPay. C'è una procedura che si chiama qualificazione. Sul portale regionale MyEstim trovate il numero di tutte le aziende, che sono più di un centinaio, che hanno già fatto integrazioni con Regione del Veneto. Quindi anche da questo punto di vista il rapporto con il mercato è aperto. Noi ci teniamo il fatto di coinvolgere il mercato in tutte le iniziative di Regione del Veneto. Abbiamo fatto anche una serie di incontri, uno ce ne saranno il 26 prossimo, con PA Digitale, di incontri con le aziende che hanno qualificato i loro servizi e i loro prodotti con Regione del Veneto, per permettere a tutti voi di confrontarsi direttamente con il fornitore in eventi organizzati da Regione del Veneto, per capire quali sono i servizi e per fare anche una scelta consapevole. Come dicevo, quindi anche su Pago PA la relazione e l'integrazione con le terze parti è importante. Anche qui fate un'analisi di qual è la vostra situazione, quali sono le soluzioni che avete a disposizione, pensando sempre all'integrazione. Per quanto riguarda invece l'avviso 144, SPID e CIE, qui Regione del Veneto, come sapete, fornisce a tutti gli enti il prodotto MyD, che ha già un'integrazione con CIE attraverso il protocollo SAM-L2, e di fatto la soluzione regionale è già a posto con l'avviso 144. Non è sufficiente, perché occorrerebbe anche adeguarsi all'OpenID Connect. Siccome siamo consapevoli che è bene dare delle certezze agli enti, abbiamo deciso che la soluzione che ha proposto Regione del Veneto è la seguente: MyD con integrazioni CIE e realizzazione del corso OEDC secondo le prescrizioni della Regione dell'avviso PNRR. Questo per essere sicuri che gli enti raggiungono gli obiettivi previsti dal patto. Naturalmente, la parte di OpenID Connect è comunque portata avanti parallelamente alla Regione del Veneto, verrà messa a disposizione nei prossimi mesi, però attualmente per chiudere il bando è sufficiente avere MyD e avere eseguito e incaricato l'esecuzione di un corso di formazione. A riguardo, attraverso ANCI Veneto, abbiamo messo a disposizione di tutti i comuni la possibilità di eseguire un corso di 25 ore con tutti i requisiti previsti dal bando. È stato messo a disposizione all'inizio a fine di giugno, è in corso di esecuzione, e chi ha, diciamo, già aderito a questa iniziativa si troverà già a poter asseverare l'esecuzione dell'avviso 144. Per questo sono necessari due documenti: il documento attestante adesione al prodotto MyD di Regione del Veneto, il documento tecnico di MyD che trovate in MyExtranet, che è il sito regionale dove trovate tutte le informazioni sui prodotti regionali come per l'attivazione degli stessi, ed infine diciamo, l'affidamento dell'incarico e l'esecuzione del corso con ANCI Veneto o con altro soggetto, se avete caricato altro soggetto. Con questa documentazione potete già chiudere l'avviso. Invece, dicevo, per quanto riguarda OpenID Connect, siccome MyD è figlio di Federa e quindi anche in questo caso di un progetto integrato e coprogettato con altre regioni, in questo caso della regione Emilia-Romagna, l'EFIDA, che è l'in-house che si occupa dello sviluppo di prodotti, con loro stiamo portando avanti lo sviluppo di OpenID Connect. È una questione tecnica, puramente tecnica, è un'attività che non può essere conclusa adesso perché non ci sono le specifiche a livello nazionale. A fine estate, quindi settembre, avremo i primi test su alcuni servizi e poi man mano, quando saranno completati, verranno rilasciati. Anche in questo caso chi ha aderito al servizio di MyD si troverà con tutte le attività
già svolte, e per gli utenti sarà trasparente. Già adesso, come vedete, MyD continua a evolversi e ogni volta che c'è un nuovo identity provider viene integrato senza l'attivazione o che voi dobbiate fare una richiesta, e così via. L'adeguamento a CIE diciamo, ai vari livelli di autenticazione è già stato eseguito, e poi arriverà anche l'opzione di connect. Così. Oltre a, penso di aver fatto la panoramica su tutti i servizi. Interrompo un attimo la condivisione, mi sono preso un po' di tempo. Naturalmente potete fare tutte le domande che volete a riguardo, dove posso darò risposta, e io passerei adesso a dare la parola a Romano Armellin della Città Metropolitana, anche per raccontare quella che è la situazione nella provincia di Venezia. Naturalmente io ho fatto un'analisi di carattere generale, proponendo una visione generale delle possibilità che offre il regionamento che possono avere gli enti. Poi nel caso della provincia di Venezia la situazione è un po' più peculiare, ci sono progetti sviluppati da Venis, Dime, altre cose che quindi probabilmente hanno complicato e reso più complesso anche le scelte per i vari comuni. Poi do la parola. Sì, allora ringrazio il collega della Regione Veneto che ha illustrato i servizi messi a disposizione dalla Regione, e mi sembra di capire che la richiesta è quella di far emergere quanto prima la scelta da parte dei comuni, e quindi, ove si ricorre ai servizi regionali, di coinvolgere la Regione Veneto fin da subito. Dall'altra parte poi abbiamo il dottor Candiello, che è l'account manager del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che ci spiegherà appunto le opportunità offerte dal PNR. Per quanto riguarda Città Metropolitana, come Città Metropolitana noi abbiamo coinvolto una serie di comuni della provincia di Venezia, portando sul nostro data center tutti i server di alcuni comuni e coinvolgendoli poi con il servizio al cittadino per quanto riguarda il Dime, con l'obbligo di fornire almeno 3 LED. No, da qui nasce un po', perché il progetto con me è precedente al PNR, chiaramente da qui nasce un po' un problema, tra virgolette, di conciliabilità tra le possibilità offerte dal PNR e il progetto con me, nel senso che alcuni comuni appunto ci chiamano, non posso sfruttare le potenzialità del PNR proprio perché ho diritto al progetto con me. Quindi vorrei che in questa sede magari emergessero delle soluzioni, posto che il vincolo qual è per quanto riguarda questi comuni coinvolti? Il vincolo è quello di mantenere i sistemi per 5 anni. Quindi questo significherebbe anche sostenere dei costi che poi nella realtà dovrebbero teoricamente non avrebbero dovuto sostenere se non avessero aderito al progetto, proprio perché sostituiti dal PNR. Dall'altra parte però l'invito, credo, di Regione Veneto è quello di appunto utilizzare i servizi regionali, perché andare sul mercato potrebbe essere un vincolo che nell'immediato non abbiamo la percezione del vincolo, però nel lungo periodo chiaramente siamo vincolati dal fornitore. Allora, quindi io passerei quindi la parola subito. Se posso allora, sì. Diciamo che proprio per andare incontro a queste esigenze, anche perché vorrei dire i prossimi anche finanziamenti che verranno erogati attraverso il PRFS da Regione del Veneto andranno a
incentivare il potenziamento delle infrastrutture. Certo. Quindi noi ci troviamo infrastrutture che hanno avuto dei finanziamenti pre-PNRR, Esatto. investimenti PNRR e investimenti post. E dobbiamo fare in modo che gli investimenti siano investimenti, no? Non siamo buttare via i soldi. No? Questo è quello che... E quindi posto che c'è un problema di sostenibilità anche della gestione, diciamo così, ma che ce ne accorgeremo probabilmente anche tra 5 anni per quanto riguarda il PNR. Allora, diciamo che ci concentriamo solo sulla My Area, tanto per capire sul concetto. No? Il concetto è che Regione Veneto ha portato con questo elemento è questo. Potete scegliere il CMS che volete, potete scegliere i servizi che volete, quindi se avete dei servizi con me prima li tenete, però li potete integrare nella My Area. La My Area è un po', diciamo, lo snodo che tiene insieme tutti gli investimenti precedenti per quanto riguarda i servizi. Ovvio che non è che tutto è pronto, no? Nel senso che noi vi mettiamo a disposizione un sistema, un kit di sviluppo, di adeguamento, avete delle risorse diciamo notevoli che prima non avete mai avuto, sono molto più alte anche di quelle che abbiamo avuto nel progetto Agire per la cittadinanza e altri, e permettono di fare questo diciamo piccolo step aggiuntivo per non buttare il precedente. Allora faccio un esempio pratico: se un ente vuole portare 12 servizi finanziati PNRR, ha scelto di finanziare col PNRR alcuni servizi, non è che deve buttare via tutto, no? Avrà alcuni servizi che sono nuovi e quindi fa la scelta di prendere. Avrà degli altri servizi che aveva già e che vanno adeguati, avrà degli altri servizi che Regione Veneto già dà adeguati, no? E guarderà se questi corrispondono a quelli che ha scelto. Se scegliete di usare la My Area di Regione Veneto, questa permette di tenere insieme tutte le cose. Allora, se fate questa scelta, e vi dà, diciamo, un orizzonte a lungo periodo, se fate questa scelta, però avvisateci, perché non è una cosa che si fa in 2 minuti. L'altra cosa è, se avete prodotti regionali, chiamateci, perché non tutte alcune cose ho detto sono in automatico, ma quelle del PNRR vanno programmate e adeguate. Per cui ecco, questo è diciamo il progetto di Regione Veneto. Come dicevo, poi tutta l'infrastruttura verrà comunque mantenuta e potenziata attraverso i bandi successivi. E anche lì chi ha fatto delle scelte strategiche che sono coerenti col modello regionale attingerà e potrà attingere finanziamenti, no? Se non ha integrato a livello del sistema anche quell'infrastruttura, si troverà in difficoltà a dover adempiere alle richieste del bando, no? Quindi tenete presente che le 2 cose vanno sempre valutate e quindi anche per la sostenibilità generale dell'ente. Detto questo, grazie per la precisazione. Grazie a Romano anche per le cose che hai citato, e passiamo, direi, la parola proprio al Dipartimento. Adesso credo che intervenga prima Antonio Candiello, giusto? E sì. poi Raffaele Malfer da remoto. Prego Antonio, prova a condividere. Sì. Abbiamo anche delle domande, scusa un attimo, vediamo. Così le domande direi che possiamo raccogliere. Le teniamo alla fine. Okay. Allora intanto faccio una prova di condivisione. Siamo giusti, quindi con un 50, il tempo è come siamo programmati, quindi ha tutto il tempo a disposizione che vuoi, Antonio, per fare l'intervento. Sì, ok. No, adesso... Se noi lo vediamo, devi solo mettere... sì, ho perso i controlli. Ce l'hai in fianco, sotto, c'è lo zoom. Qua? Per partire. Questo lì. Perfetto. Benissimo. Allora, buongiorno a tutti. Grazie per i coraggiosi che sono
che sono venuti qui in particolare, e anche per chi ha dedicato un po' di tempo questa mattina a questo incontro. Allora, senz'altro, magari parto subito con un primo feedback alla domanda che ha posto l'RTD della città metropolitana per quanto riguarda la questione con me, che è una questione che è emersa da subito. È una questione che riguarda la compatibilità di finanziamenti precedenti. Allora c'è una certa storia, il Dipartimento, va detto, diciamo, ha gestito PA Digitale 2026 come una continua beta, no? Come si usa adesso, quindi è stato un percorso in continuo divenire. C'erano dei vincoli che poi nel tempo si sono, diciamo, sono venuti meno, si sono un po' rimodulati e sappiamo del fondo di innovazione. Il fondo di innovazione, insomma, è un caso tipico di doppio finanziamento, è il vero e proprio caso di doppio finanziamento. In molti altri casi, come nel Conme, in realtà la lettura è un pochino più raffinata, più specifica. Allora, per quanto riguarda i SAD e Conme, che è un esempio di SAD provinciale su Venezia, si tratta di un investimento che mira all'infrastruttura, all'hardware o macchine virtuali. Mentre ricordiamo che il PNRR finanzia sostanzialmente un altro tipo di intervento, che è l'intervento sugli applicativi. Quindi già qui vediamo che non c'è una sovrapposizione, proprio sono due cose diverse, e questo giusto per dare una primissima rassicurazione. Poi qualcuno, quindi questo per quanto riguarda l'investimento 1.2 abilitazione al cloud, che è una delle voci PNRR di PA Digitale 2026. C'è una seconda potenziale sovrapposizione che è stata un po' discussa con i comuni, che è quella invece sulla misura 141, la misura che finanzia il sito web e quindi il portale con i contenuti, i servizi, in particolare i servizi, perché c'è alcuni criteri coincidono con diciamo, alcuni criteri di conformità della 141 per quanto riguarda i servizi web finanziati del PNRR, coincide con alcuni servizi LED che sono stati scelti a suo tempo da alcuni circuiti SAD, come in quello di Venezia, ad esempio la prenotazione di appuntamenti o la segnalazione di servizi, ma credo sia la prenotazione di appuntamenti in particolare. Anche qui attenzione che la sovrapposizione sull'141 è ancora più semplice da gestire, da smarcare, perché la misura 141 finanzia dei siti con dei nuovi requisiti che non esistevano precedentemente. Quindi i nuovi requisiti sono sostanzialmente tutti i criteri che abbiamo imparato a conoscere, che sono indicati nell'allegato 2, e sono tali per cui nessun sito precedente poteva assolvere a tali requisiti. Quindi anche se avevo fatto il sito il giorno prima, in realtà poi mi era stato finanziato da qualche misura europea, regionale, nazionale o altro, in realtà non c'è nessun problema, io posso chiedere finanziamento e gestirlo, perché effettivamente è un altro tipo di, insomma, sono dei requisiti nuovi. Questo... Ho fatto il sito, ho fatto i LED il giorno prima. Se ho fatto, qui parliamo del sito, sì, anche se ho fatto il sito, ho fatto i LED, sì, perché questi servizi, i servizi fatti prima, certo, non soddisfacevano ai vincoli, e questo è un secondo punto. Poi però effettivamente c'è una discussione che adesso tiro fuori. È il punto nodale, nel senso adesso che... la tiro fuori. Sì, Vado per gradi. Quindi 1.2 finanzia applicazioni, mentre il SAD finanzia infrastrutture. 141 è vero, finanzia lo stesso oggetto di alcune misure, cioè il sito web, ma finanzia un sito web con dei nuovi requisiti che in qualche modo l'Italia ha preso per tutte le sue decine di migliaia di amministrazioni. E quindi in questo modo, come dire, è una prima volta per tutti.
Poi è vero che rimangono dei punti, diciamo, sottili da verificare un po' caso per caso. Nello specifico, allora, per quanto riguarda la sovrapposizione, la prima sovrapposizione con l'1.0, cioè con il cloud computing, questa sovrapposizione viene risolta nel momento in cui gli applicativi, io ho chiesto il finanziamento per determinati applicativi, questi determinati applicativi dovranno migrare su dei sistemi con le qualifiche richieste, quindi sistemi qualificati ACM. E qui mi richiamo a una tabellina che magari, insomma, l'avete già vista, ve l'abbiamo mostrata più volte. Si vede? Sì, sì. Sì, ok. E questa tabellina che abbiamo visto più volte è in seguito a un chiarimento pubblicato a novembre dell'anno scorso, è stata emendata, quindi c'è un passaggio, diciamo, che prima non era ammesso, invece successivamente è stato reso possibile. Quindi è possibile fare un passaggio anche nel caso in cui ci sia stato un transito intermedio, ad esempio sui sistemi del SAD, perché viene reso ammissibile in quanto inteso come primo passaggio di un passaggio più importante che è il SAS. Perché sappiamo IaaS vuol dire ospitare le macchine presso un sito qualificato, invece SaaS vuol dire una gestione vera e propria degli applicativi nativamente in cloud. Quindi se c'è stato un passaggio intermedio nel SaaS non c'è problema, basta che successivamente questi stessi applicativi per i quali io ho chiesto il finanziamento migrino effettivamente poi alla fine in un SaaS, in un sistema con tutte le qualifiche. Qual è il problema però? Non nasconde il problema. Rimane un problema nel senso che da una parte ho ricevuto un finanziamento per spostare la mia infrastruttura o parte della mia infrastruttura presso i sistemi della città metropolitana o della provincia specifica, del SAD, afferente al SAD. Dall'altra parte poi li tolgo e questi stessi, lì ho spostato le macchine dove giravano dei servizi, io poi quei servizi li tolgo di nuovo e li sposto da un fornitore qualificato o altra soluzione. Allora qui possiamo parlarne, diciamo che da un lato il SAD deve gestire le macchine virtuali, quindi potrebbe benissimo essere che il comune, l'ente, possa mantenere quelle macchine virtuali presso la città metropolitana con delle altre applicative, perlomeno per un tempo intermedio, perché poi qui è tutto un po' in divenire, tutti i sistemi andranno a essere qualificati, ma nel frattempo potrebbe benissimo essere che le applicazioni vengano quindi portate effettivamente dai fornitori che hanno scelto, dai CSP che hanno scelto. Mentre per quanto riguarda server o macchine virtuali che siano state precedentemente migrate in città metropolitana, queste possono anche essere mantenute con altri sistemi. Questo sì, è una soluzione mista, nel senso che gli applicativi vanno via in SaaS e l'infrastruttura rimane. Questa è una possibile soluzione, poi bisogna vedere tutti i comuni. In questa maniera beneficio dei finanziamenti PNR. In questo modo beneficio dei finanziamenti PNRR e dall'altro canto continuo a onorare i requisiti del SAD. Sì. Dall'altra parte, oppure ci potranno essere delle altre soluzioni, qui magari Regione Veneto che ha gestito la canalizzazione di questi finanziamenti potrà anche vedere, perché poi sappiamo che il panorama del cloud è un panorama in forte trasformazione, quindi potrebbe essere che quella misura venga successivamente emendata e quindi, come dire, aiuti anche i gestori provinciali a, diciamo, risolvere un po' questo passaggio, perché effettivamente è stato un passaggio positivo, virtuoso da parte della realtà veneta, quindi come dire, è stato un po' anticipato il percorso del PNRR, benissimo, poi questo chiarimento anche ha aiutato a dire ok, no, non è pregiudiziale, quindi lo vediamo come effettivamente un passaggio intermedio. Si tratterà di vedere dell'una o dell'altra, cioè se da un lato
i comuni potranno magari gestire l'infrastruttura migrata in città metropolitana con altri applicativi, oppure Regione Veneto potrà magari gestire, emendare questa misura e ridirezionarla verso obiettivi più, diciamo, evoluti, insomma, aggiornati. Io non ho dettagli, l'unica cosa che posso dire è che ci sarà un bando a gire. Ok, quindi sicuramente c'è la prosecuzione del progetto con altri finanziamenti, le modalità, a luce anche di tutte le modifiche che sono all'interno del PNRR, sono da concordare, come solito, tutti i tavoli di concertazione che facciamo normalmente, e quindi Regione ha già, diciamo, predisposto nella progettualità questo tema. Come affrontarlo lo faremo, insomma, poi al momento opportuno. L'unica cosa che volevo, diciamo così, dire che i progetti regionali hanno una continuità nel tempo e vengono... Sì, e contemporaneamente c'è una compatibilità tra le due forme di finanziamento, nel senso che il PNR non esclude chi già si era attivato prima. Questo è avvenuto anche, sappiamo, anche nello stesso fondo innovazione. Abbiamo visto che il doppio finanziamento c'è sullo stesso servizio, ma se io ho finanziato 20 servizi col fondo innovazione e poi ne faccio 30 con il PNRR, non c'è nessun problema. Quindi si tratta di gestire bene la partita. Poi in alcuni rari casi c'è stato anche qualche comune che magari ne aveva chiesti tanti, ha rinunciato, però lì già la gestione è un pochino più complicata. Diciamo che... C'è una domanda dopo riguardo, ma dopo lo vedremo. E quindi in generale si tratta anche di vedere i livelli. Qui, ripeto, parliamo di ferro, detto in gergo nerd, mentre dall'altra parte abbiamo applicativi. Per quanto riguarda la compatibilità invece sul sito web, lì magari un pochino più sottile, lì magari invito Regione Veneto a prendere... Il problema lì ci sono dei vincoli. Allora, sia per chi ha aderito al progetto Agire, o comunque dove hanno preso in carico, quindi hanno sviluppato alcuni servizi che devono mantenere per 5 anni, quindi li possono dare. E dall'altro che c'è l'adeguamento ai servizi secondo il PNRR, e lì hanno un altro vincolo per 5 anni. Quindi in quel caso ci sono varie soluzioni. Diciamo che quella che secondo noi sarebbe proprio crediamo che non sia conforme, è quello di prendere un servizio che è sviluppato con le progettualità precedenti, buttarlo e sostituirlo con un altro, perché in questo caso quel servizio era già stato finanziato, e se io ne faccio uno completamente nuovo non dovrei finanziare la parte, dopo l'interpretazione la farà il Dipartimento, la parte per cui ho già fatto l'investimento, mentre l'adeguamento di quel servizio, proprio perché le regole sono state tradotte successivamente, l'adeguamento, quindi se ho fatto un servizio fino al punto X e per portarlo ad essere adeguato alle richieste del PNRR ho un investimento aggiuntivo, quello è finanziato. Per cui ritorniamo sempre, se la soluzione per non buttare tutto è cerchiamo di capire per quei servizi come svilupparli. Magari anche l'apertura, magari anche delle API aperte posso fare una traduzione? Certo, allora, ho provato, considerato che Città Metropolitana ha utilizzato il DIME, uno sviluppo del DIME che soddisfa i criteri del PNR è consentito. Questo. Che poi vado a confluire in soluzioni regionali, soluzioni condivise in altri metodi, però diciamo uguali per una... Sì, c'è come dire un problema perché l'attore principale in questo caso è la Città Metropolitana, che non è beneficiaria di fondi PNR, mentre i comuni sono singolarmente beneficiari del fondi PNR. Sì, Regione Veneto sta facendo questo per fare questo meccanismo, diciamo, sta interpellando i comuni che hanno le somme, diciamo, consistenti. Certo. Allora, se hanno aderito a delle soluzioni regionali e quindi hanno meno spese e quindi hanno un investimento ancora da utilizzare, lo possono investire per fare questo adeguamento. Naturalmente
lavorando in gruppo, definendo chi fa che cosa, no? E quindi investendo ciascuno una quota per raggiungere l'obiettivo. Perché se viene fatto su un servizio regionale, questo servizio, anche se l'investimento è fatto da un singolo comune, poi automaticamente si ripercuote su tutti gli altri certo. comuni che usano quel servizio. Per cui su soluzioni regionali questa opportunità c'è, naturalmente va coordinata. Ecco, diciamo, mi collego al tema, nel senso che notiamo che nella provincia nella città metropolitana di Venezia, effettivamente la risposta al cloud è stata un po' più bassa della media regionale e della media anche del nord-est. Perché? Perché il vincolo con me ha un po' bloccato diversi comuni, poi appunto assolto da questo chiarimento. Lo vediamo qui, nel senso che la risposta... In provincia di Venezia? O... In provincia, adesso non so come si dica nell'area metropolitana di Venezia, qual è il termine corretto? No, ma in questo caso sono tutti i comuni della provincia. Esatto, tutti i poi comuni. coincideranno. Sì. Quindi nell'area... No, noi ne abbiamo coinvolto circa la metà. Però. Esatto. Sì, 22 quindi, su 44, 22 su 44 nel con me, e diversi di questi diciamo poi hanno deciso di non chiedere finanziamento, altri l'hanno chiesto, poi noi abbiamo anche fatto un secondo passaggio segnalando... No, chiedeva, perché il valore 68 effettivamente è più basso rispetto a Vicenza, rispetto ad altre realtà? O Sì, è più basso della tutti avevano più o meno comuni coinvolti in finanziamenti di questo tipo. Dipende dal grado di coinvolgimento del progetto, perché non è detto che voi è il 50%, negli altri comuni magari al 20 o il 30%, perché qui è il 50%. Comune la provincia di Verona ha 100 e passa comuni, non ha 44, quindi anche lì conta se 20 da voi sono il 50%, 20 di là sono un quinto. Sì, diciamo che è un dato che va interpretato chiaramente. Esatto, va mediato. Comunque, ecco, per dire, c'è un po' in effetti un livello un po' più basso. E invece per quanto riguarda le altre misure c'è stata una risposta addirittura superiore in alcuni casi. Qui vediamo dei numeri, sono indicativi. Attenzione che gli importi medi sono un po', diciamo, hanno l'influenza del grande comune di Venezia, e quindi gli importi sono in realtà, questo quasi 500.000 euro per comune, in realtà è circa 300.000, perché l'influenza di Venezia è notevole. Questo, vabbè, era solamente per mostrare un po' la diagrammatica. PagoPA, anche su PagoPA, questo in realtà riguarda tutta l'area veneta. Sappiamo che su PagoPA diciamo, il conflitto con MyPay all'inizio ha frenato molti comuni, anche se sappiamo che questo conflitto è stato risolto. Allora segnalo, per chi non lo sapesse, che è ancora aperto l'avviso 143 per PagoPA, quindi si può chiedere un'aggiunta, oppure quelli che invece avevano rinunciato o devono rinunciare hanno l'opportunità di ripresentare, ma si può anche chiedere invece in aggiunta un certo numero di servizi, giusto da sapere. Qui richiamo le voci, i passaggi. Adesso ormai la maggior parte dei comuni hanno poi esperito questa realtà, cioè abbiamo un percorso di cui insomma, molti sono arrivati in fondo, e quindi dopo le primissime fasi che hanno coinvolto tutti, poi scelta del fornitore ormai è la maggioranza che l'ha fatta per tutte le misure, e poi si arriva infine all'asseverazione. Ricordiamo due asseverazioni, una tecnica e una amministrativa, cosiddetta UDM, unità di missione. L'asseverazione tecnica è quella che dà o il sì o no abbastanza immediatamente, poi il no non è che si dà un no, si mette in parziale, e quindi il comune si trova un po' in un purgatorio, sta sospeso finché non modificano un sistema, chiama i fornitori, fa le correzioni, poi si ripresenta in asseverazione, confidandoti, e come avviene tipicamente, in una nuova versione positiva, e a quel punto poi procede. Quindi è un percorso sicuramente che ha le sue, insomma, è un percorso, non è brevissimo, però insomma si arriva in fondo. Ricordiamo il tema delle proroghe. Le proroghe sono sempre, è possibile sempre chiederle.
Le proroghe sono 2 quelle automatiche da 30 giorni, 30 o meno, però se ne possono chiedere quante se ne vogliono. La differenza però è che a un certo punto, dalla terza in poi, o se chiedo più di 30 giorni, devo addurre una adeguata motivazione, che però tipicamente c'è sempre. Io ho visto proroghe anche molto lunghe, assolutamente accettate. Noi account manager poi magari è opportuno che siamo al corrente, così poi facciamo pressione su Roma in modo che approvino la richiesta. Poi, ricordo alcuni aspetti, tipo mancano dei documenti, non li ho caricati nella fase di contrattualizzazione, posso emendarlo successivamente, quindi non c'è problema, anche a, diciamo, scadenza, contrattualizzazione scaduta si possono gestire, quindi faccio tutte le modifiche necessarie. Questo è chiaramente indicato nelle domande e risposte che sono presenti al sistema. Qui di nuovo richiamo la questione delle asseverazioni, quindi asseverazione tecnica, asseverazione amministrativa, poi si fa la richiesta di erogazione presentando la certificazione appropriata. Attenzione a guardarsi magari perlomeno insieme ai fornitori quali sono le linee guida che sono state pubblicate, quindi in modo che si sia ben al corrente di quelle che sono le domande che verranno fatte, e quindi caricare anche il certificato di regolare esecuzione del RUP, CRE cosiddetto. Qui c'è il discorso che facevi, Nicola, dei 5 anni, quindi 5 anni è il tempo per cui devono essere mantenuti attivi. Non vuol dire che devo tenere lo stesso fornitore, quindi io posso avere una soluzione e poi l'anno dopo cambio. Poi è difficile magari questo avvenga così frequentemente, ma qualche volta avvengono dei cambi in corsa. Basta che i servizi siano attivi, non che siano col determinato fornitore. Antonio, su quello ricordiamo che il vincolo è per l'ente, quindi risponde l'ente. Lente. Scusi, idealmente uno potrebbe scegliere un fornitore e l'anno dopo scegliere i servizi della regione. E la regione non figura come un fornitore, la regione fornisce una piattaforma, quindi è il fornitore che ho o che ho cambiato o che vorrò cambiare che mi farà scegliere una o l'altra piattaforma. E di fatto le piattaforme regionali... Non è il fornitore che mi farà scegliere la piattaforma, avrò bisogno di un affidamento per un servizio che mi aiuti a configurare i servizi regionali rispetto a un servizio della terza parte. Un supporto. Ho semplificato. E quindi diciamo, l'ente potrà cambiare, scegliere anche soluzioni diverse anche di altri enti, le dovrà avere un supporto tecnico o interno se è grado o sì, esterno. Tutto perché gira intorno al servizio, nel senso che io devo garantire il servizio. Quindi l'ente sceglie un servizio, poi per fare quel servizio si può affidare a un altro fornitore, a una o l'altra piattaforma. In accordo col fornitore scelgono la piattaforma più appropriata, perché chiaramente i fornitori hanno le loro piattaforme, quindi o quelle loro proprietarie, oppure alcuni usano quella di Regione Veneto. La scelta è anche dell'ente, quindi l'ente magari ha delle opinioni in merito, fanno questa scelta e queste scelte possono anche cambiare nel tempo. Quindi ricordiamo che Regione Veneto offre diverse piattaforme per, diciamo, per i portali, per i pagamenti, per PIO, per la parte di identità digitale. Sono tutte piattaforme che però, come dire, sono fornite as is e di fatto i fornitori aiutano i soggetti attuatori a metterle, a collegarle ai sistemi. Talvolta questo lavoro viene fatto in economia, ma diciamo che generalmente i comuni si affidano ai fornitori per queste operazioni. E anche non è necessario averle tutte, nel senso che tutte possono essere prese a necessità. Ci sono fornitori che utilizzano per esempio MyD come sistema di identificazione di identità digitale all'interno di applicativi propri, quindi non è necessario, cioè si può prendere anche dei piccoli pezzetti, insomma, ecco, l'importante. Io adesso lascio la parola al collega, io mi presento, non l'ho detto prima, sono Antonio Candiello, un account manager, cioè
una delle persone che dà supporto agli enti attuatori, cioè i comuni e anche altri soggetti, mentre il collega Raffaele Malfer dà questo supporto dal punto di vista più tecnico, quindi un Technical Implementation Manager. Io stacco la condivisione. Raffaele, sei d'accordo? Sì, Nicola, quanto tempo abbiamo? Sono le mezzogiorno e un quarto, sì, ci sentiamo. Noi ci siamo fino all'una, l'idea è di chiudere all'una. Ma facciamo le domande? Quindi ci sono le domande, Quindi, abbiamo un quarto d'ora, 10 minuti in base allo spazio che tiri. Vado un po' veloce, tanto alla fine abbiamo iniziato le asseverazioni da qualche mese, quindi volevo portare magari l'attenzione su qualche dato che sta emergendo e magari sentiremo qualche ripetizione sulle quali andrò. Vai, perché poi sull'1-2 qualcosa abbiamo già detto. Ecco. Esattamente. Allora, per condividere da qua, condividi e vado qua. Perfetto, è qua. Ok. Però no, ho ripreso dall'inizio. Ok. Allora, riepilogando velocemente, le misure che conosciamo sono queste. Una novità per quanto riguarda la 145 piattaforme notifiche digitali, poiché sarà un bisticcio tra PND e PDND, che è la 131, è stato cambiato l'acronimo in SEND, quindi da qui a breve la sentirete nominare come SEND, Servizio Notifiche Digitali SEND. È più facile, diciamo, che così non ci si confonde con la piattaforma digitale nazionale dati. Allora, un'attenzione un attimo alle situazioni in cui gli asseveratori mettono l'esito parziale. È difficile arrivare a questa fase, ma può succedere per n motivi. Ovviamente viene richiesto, viene mandata una segnalazione attraverso la piattaforma e con anche l'invito di contattare il proprio account manager o technical implementation manager, quindi in questo caso io o Antonio o chi altro possiamo coinvolgere per risolvere la situazione, eventualmente anche insieme all'intervento del fornitore. Bisogna sempre monitorare la piattaforma perché l'esito parziale fa riaprire il cronoprogramma e si rischia di andare lunghi, quindi tenete sempre monitorate le notifiche. È in fase di evoluzione la piattaforma in modo che venga mandata una notifica anche all'account manager / technical implementation manager ogni volta in cui l'asseveratore fa qualche tipo di richiesta, quindi ci sarà un controllo doppio in questo senso. Allora, qua non vedo. Ah, ok. Sì, scusa, ho fatto io un errore. No, nessun problema. Allora, per quanto riguarda la 1.2, una rapida focus su quello che serve quando vi presentate in asseverazione, quindi sto parlando del passaggio in cloud. Forma di conformità tecnica, se non l'avete ancora, qua ci sarà una fase evolutiva della piattaforma in cui potrà essere fatto direttamente online. Per chi invece ha già completato l'attività deve essere fornito sul documento Word che vi sarà mandato dall'asseveratore. Va fatto per ciascun servizio e con tutti i dati richiesti. Eventuali addendum al contratto con il fornitore. Attenzione perché, come detto qua nel riquadro, devono essere riportati tutti i servizi con riferimento all'applicazione di riferimento di quel servizio. Altrimenti l'asseveratore torna a chiedervelo e qua c'è il rischio poi di andare in parziale. Nel caso degli asset pass deve esserci un report di terze parti parlante che fa un confronto tra la situazione di partenza e la situazione di arrivo, quindi come eravate on premise, come utilizzo risorse e come siete ora che siete sulla piattaforma Yasse Pass, perché deve esserci congruità. Eventuale ulteriore documentazione l'asseveratore ve la può sempre chiedere, ma se voi vi preparate già con tutti i dati che servono, diciamo che risulta tutto più facile. Se siete in un caso di modalità migliorativa, cioè avevate presentato una modalità base, cioè verso uno IaaS, ma poi decidete di andare verso un SaaS, c'è appunto questa modalità migliorativa. Anche qua c'è della documentazione integrativa
Anche qua la piattaforma è in fase di evoluzione per chi non ha già completato l'attività e vi consentirà di produrre questa documentazione direttamente online. E vi ricordo che per i servizi SaaS, per i passaggi in SaaS, è prevista una video call durante la quale vi consiglio sempre di fare un call audio precedente e verificare insieme a tutto il personale che i dati ci siano e che tutto sia effettivamente in produzione. E vi consiglio, qualora abbiate dei dubbi, di contattarci prima per simulare delle video call di asseverazione insieme e fare una pre-asseverazione non vincolante ovviamente, ma che ci serve per avere maggiore garanzia di successo. Allora, velocemente sulla 141, quindi il sito, come ha detto Nicola in maniera esaustiva prima, c'è la parte cittadino informato e la parte cittadino attivo. Esiste un'app di valutazione di adesione ai modelli che ovviamente il vostro fornitore conoscerà, qualora sia diverso da MyPortal, che dovrà usare per capire se la soluzione del sito cittadino informato è coerente con i criteri di verifica. Un'attenzione a questo punto. Ci sono diverse parti, c'è il back-end, per esempio il protocollo, c'è la parte cittadino informato, c'è la parte di servizi. Potrete trovarvi in situazioni diverse, cioè la prima riga, il fornitore è lo stesso per tutte e tre le soluzioni. Potrebbe essere che avete un protocollo, per esempio, con un fornitore, cittadino informato ve lo fa un altro fornitore e i servizi lo stesso fornitore. Terza riga, altre combinazioni. Prima Nicola vi ha spiegato che MyPortal è in grado di gestire queste situazioni. Può essere lo stesso fornitore oppure è in grado di dialogare anche con diverse soluzioni. Come già citato prima, il MyPortal dovete rivolgervi a Regione Veneto se siete interessati a proseguire o implementare verso questa possibilità. 143, allora l'ha già detto anche Antonio prima, c'è un nuovo avviso per Pago PA per rispondere a due situazioni. La prima, il fatto che c'era stata scarsa adesione, di conseguenza si è voluto dare la possibilità di accedere fino al 4 settembre 2023 e anche perché in casi in cui UDM ha bocciato candidature che magari il Dipartimento aveva dato per buone, perché nel frattempo sono cambiate le linee guida, è stata data la possibilità di rinunciare a questo finanziamento per accedere nuovamente e poter comunque proseguire. Quindi insomma si è venuto incontro per cercare di sanare diverse situazioni che erano andate a crearsi nel corso del tempo. Vi ricordo che Pago PA si attende attivato in modo positivo quando i servizi risultano attivati sulla piattaforma Pago PA e se è stata effettuata una transazione con esito positivo con la corretta applicazione del codice tassonomico per ogni singolo servizio. Quindi basta un servizio KO, vi ricordo, questo vale per ogni misura, per far andare KO tutta la misura. Per quanto riguarda PIO, qua c'è stata una proroga di 120 giorni per i termini della fase di contrattualizzazione del fornitore e di completamento dell'attività prevista dal nuovo programma. E quando, anche in questo caso, quando è che posso dire che è conclusa con esito positivo? Quando le richieste di pubblicazione vengono approvate da Pago PA, anche qua per tutti i servizi, e saranno disponibili e visibili sull'applicazione. Anche qua c'è una sorta di revisione da parte di Pago PA per alcuni servizi che non erano coerenti, diciamo, o ripetizioni o ambiguità, si sta andando verso una, come per Pago PA, a una deontologia, a una tassonomia precisa anche per i servizi a PIO. In divenire saranno divulgate queste ulteriori informazioni. Nel frattempo vi consigliamo di verificare la coerenza della propria candidatura con le linee guida nuove e il nuovo manuale. E per quanto riguarda la SPID CIE, c'è poco da dire. Nicola prima ha giustamente ricordato il fatto che se si aderisce a SAML 2 anziché a OEDC Connect per quanto riguarda è il punto 4, no? Per quanto riguarda i protocolli di sicurezza è previsto obbligatoriamente un piano formativo che l'ente deve
a cui l'ente deve partecipare. Qua si consiglia di far partecipare personale tecnico, quindi magari l'RTD, perché effettivamente sono temi abbastanza complessi dal punto di vista tecnico / tecnologico. Di conseguenza il consiglio appunto è di mandare gente che a livello tecnico sia preparata. I criteri di asseverazione sono che i servizi siano regolarmente attivi nei registri AGI per quanto riguarda SPID e nei registri dell'Istituto Polografico dello Stato per la CIE, che il servizio sia stato attivato in una data congruente con il periodo di finanziabilità, che sappiamo che è tra il 1° febbraio 2020, in tal caso si presenta come attività già avviata, e la scadenza del cronoprogramma, con da avviare se è stato fatto dopo, che non ci sia un doppio finanziamento con il fondo innovazione, qua comunque sono previsti dei controlli automatici di pago PA, e appunto che nel caso di scelta del SAML 2 ci sia il piano formativo eseguito. E la piattaforma notifiche digitali SEND è stata data, il decreto del 26 giugno ha esteso il cronoprogramma per la contrattualizzazione del fornitore di altri 3 mesi, e per il completamento dell'attività è stato esteso di 2 mesi, anche qua per venire incontro appunto alle difficoltà che obiettivamente si stavano incontrando. Si ricorda che per quanto riguarda la titolarità, per accedere al finanziamento è necessario che il mittente dell'atto coincida col soggetto attuatore, cioè che ovvero il singolo comune, anche se questo non è il soggetto che incarica, ricordarlo. E ricordiamo che per quanto riguarda la SEND vanno candidati 2 tipologie di atti amministrativi, uno obbligatoriamente che deve appartenere alle notifiche di violazione al codice della strada, l'altro è a scelta del soggetto attuatore, ovviamente in coerenza all'elenco che trovate nell'allegato 2 dell'avviso della misura 145. Infine la misura di PDND, la 131, è stato prorogato l'avviso al 1° di settembre 2023 per dare la possibilità di accedere a chi non aveva ancora proceduto. Il processo di onboarding, la iter di integrazione delle API, lo ricordiamo, c'è un processo di onboarding con la firma digitale dell'accordo di adesione e caricamento sulla piattaforma, sviluppo dei servizi e relative API che vengono poi pubblicate nell'ambiente di test. A seguito dell'ambiente di test con l'attività con un esito positivo, vengono pubblicate le API sulla piattaforma di produzione e alla fine vengono integrate e attivate queste API. In base alle dimensioni del comune ci sono diversi endpoint che vanno attivati per ciascuna API che si va a gestire. Per agevolare la partecipazione agli avvisi sul sito della piattaforma potete trovare 5 casi d'uso da cui prendere spunto, che sono le API per il welfare, per la protocollazione, dati geografici, albo pretorio, trasparenza, che magari vi invito ad andare a consultare. Raffaele, bisogna anche segnalare che è stata appena fatta una proroga della contrattualizzazione, quindi moltissimi che erano in scadenza adesso si trovano tranquilli che hanno 2 mesi di tempo. Esatto, per chi aveva già presentato è stata fatta un'ulteriore proroga. Ok, sono arrivato in fondo, spero di essere andato abbastanza veloce, quindi lasciamo spazio a questo punto alle domande, direi. Sì, io volevo solo aggiungere una cosa per la CIE, che vedo che l'ente non deve registrarsi al portale di Federazione CIE in quanto la Ragione dell'evento ha già comunicato all'IPZS l'elenco degli enti che intercettano CIE mediante MyID. Questa è una cosa che gli enti non devono fare. Allora andiamo nelle domande e risposte. In realtà è un'unica domanda e avete parzialmente anche dato risposta. Allora, gentili, poi se qui c'è una domanda anche qua. Sì, facciamo quella da remoto. Allora, gentili colleghi, il problema dell'avviso 143 a mio parere è più grave. Il mio ente si è impegnato a porre in essere uno specifico elenco e numero di servizi con il Dipartimento, ha compilato una domanda e è stata approvata dal Dipartimento, che a posteriori pago PA
che non è il Dipartimento, ha posto le suddettive regole che ha di fatto inibiscono di realizzare progetti già accettati. Parla di Appio, da Sì, quello che sì, cosa. sì, certo. Sì. Abbiamo fatto 3. Oltre all'assurdo di porre regola posteriore, forse c'è un serio problema di competenza. Può davvero PagoPA provocare progetti già accettati dal Dipartimento? Ho anche fatto un quesito al Dipartimento, ma non ho risposta. Ecco, Questo è un tema che ce lo tiriamo dietro da tanto tempo, e magari anche con Raffaele l'avevamo affrontato in alcuni incontri con i gruppi di approfondimento. Non so, chi di due vuole rispondere. Sì, allora sappiamo benissimo che c'è questa questione ancora in aria, nel senso che ci sono stati già, sono diversi mesi che sono tavoli di confronto tra PagoPA, che gestisce la piattaforma, diciamo, Appio centralmente, e quindi del Dipartimento PagoPA, e si sta arrivando a una soluzione. Però non c'è ancora, ecco, questo posso solo dire che siamo ancora, diciamo, l'operazione ha richiesto un certo tempo, e PagoPA comunque sta identificando un meccanismo per gestire il transiente. È chiaro che a regime ci saranno le nuove regole del manuale Appio che è stato pubblicato, ma siccome, come correttamente dice Mainardi, il manuale è stato pubblicato a marzo, le domande sono state recepite diversi mesi prima, e quindi c'è un transiente da gestire. Come Dipartimento non abbiamo ancora notizie, siamo in attesa di una nota da Roma che ci dica come procedere. Confidiamo che, insomma, a breve questa arrivi. Nel frattempo dobbiamo gestire con le proroghe. L'unica cosa era se poi anche chiarire i ruoli, no? Perché dicono, ma scusa, c'è il Dipartimento, c'è PagoPA, c'è chi dei due decide, certo. Perché, ecco. Aggiungo un passaggio. Allora, innanzitutto il Dipartimento ovviamente si è mosso per cercare di contattare gli enti in concerto con PagoPA. Quello che succederà probabilmente è questo, che è in fase di definizione. PagoPA preparerà delle comunicazioni per gli enti in cui darà la possibilità fino a settembre di sanare le proprie posizioni. Sto parlando dei servizi duplicati per quanto riguarda Appio, duplicati o dubbi, diciamo. Quindi l'ente avrà la possibilità fino al 30 del 9 teoricamente di sanare la propria posizione, rispondendo e andando a sostituire o gestire la propria candidatura. A brevissimo, ce lo aspettavamo, in questa settimana dovrebbero arrivare comunicazioni in questo senso. Ci saranno ovviamente dei tutorial da parte nostra, dei contatti sul territorio per accompagnare gli enti in questa fase. E per quanto riguarda i ruoli, allora è successo questo. Il Dipartimento ha a disposizione delle linee guida di asseverazione e fa delle verifiche di conformità tecnica. E quando ci troviamo in fase di asseverazione la candidatura, abbiamo già un responso da parte di PagoPA che fa la verifica con i suoi sistemi, una verifica automatica, e noi vediamo che il servizio è ok. Dobbiamo verificare che non ci sia il doppio finanziamento e che i termini di tempistica siano stati rispettati. A questo punto da parte nostra si può dare l'ok. In via successiva è stata fatta da unità di missione, quindi l'ODM, durante le verifiche amministrative, un confronto con PagoPA laddove hanno evidenziato questa presenza di servizi duplicati. A questo punto sono state aggiornate le linee guida anche da parte nostra, c'è stato un invito a sospendere momentaneamente le asseverazioni finché la cosa non viene chiarita del tutto. Dopodiché, ovviamente, con linee guida aggiornate e informazioni puntualmente aggiornate anche per noi, non ci sarà più questo caso in cui il Dipartimento può dare un'asseverazione positiva e PagoPA dopo dice di no, perché appunto il Dipartimento dovrebbe arrivare dopo che PagoPA ha già dato il suo ok, perché è quello che noi vediamo in piattaforma. Spero di aver risposto. Poi appunto si è intervenuto con questo nuovo avviso, oltre che al decreto modifiche,
che dà la possibilità di poter comunque ricandidare e non perdere il trattamento. Poi ecco, per dare completamente risposta al collega, credo che quando dice ho contattato PA Digitale, cioè che abbia usato il servizio nazionale, esatto, e allora su quello noi non possiamo dare risposta, però avete a disposizione degli account manager territoriali e con questi potete chiamare al telefono e contattarli, insomma chiedete direttamente a loro. Mainardi sa ben fatto suo. E in realtà la domanda l'ho vista posta all'help desk, è una domanda che mi aveva già posto direttamente e se vogliamo il problema è che questo processo che doveva metterci un pochino meno si è un pochino allungato, però insomma come ben diceva il collega Annalfer, insomma confidiamo che siamo ormai addirittura d'arrivo, quindi non preoccupiamoci, il transiente verrà gestito con delle modalità, abbiamo visto che poi decreto modifica, cioè ogni tanto emergono questi meccanismi, sono un po' articolati, ma vi aiutiamo noi a gestirli, quindi su questo direi. Abbiamo una domanda, sì, Sì, scusate, io mi presento, sono Giulia Ruol, una degli esperti del PNRR, affidata alla città metropolitana all'area ambiente, però il dottor Gattolini, e noi ci troviamo a lavorare sulla semplificazione, in particolare con le problematiche legate al SUAP. Quindi è una domanda un po' più ampia questa, però volevo sapere se lei mi può dare risposta, visto che ha parlato di MyArea, quindi questo ambiente, questo tool di interoperabilità dei dati che potrà anche mettere a sistema diversi servizi forniti. Stiamo aspettando la pubblicazione delle disposizioni tecniche del nuovo allegato tecnico DPR 160 del 2010 di istituzione del SUAP, che prevede proprio il cosiddetto catalogo, questa interfaccia di interoperabilità che dovrà dei dati nativi digitali che dovrà comunicare direttamente con l'endpoint delle diverse pubbliche amministrazioni, in questo caso con la città metropolitana per quello che riguarda direttamente, che passa per suo. Questo MyArea avrà anche la possibilità di gestire questa interoperabilità, questi dati interoperabili? È una domanda un po' complicata. Sì, allora, sono curiosa, però... intanto la MyArea è per il cittadino, quindi non è implementata per le imprese. SUAP sappiamo che SUAP e tutto quello che ci va dietro, SUAP è quello che ci va dietro, insomma è di solito, esatto, di solito è gestito all'interno di un'altra piattaforma che è quella di Infocamera. Noi però appunto da questa dovrà comunicare con quella piattaforma delle pubbliche amministrazioni. Lì diciamo sono tutte cose da sviscerare. Diciamo che il sistema regionale permette integrazioni. Non so se in questo caso ha senso integrare un servizio dedicato alle imprese all'interno di un portale che è dedicato al cittadino. Potrebbero essere dei servizi, ma di solito l'intermediario è diciamo, un professionista, quindi non vedo in questo caso. È anche vero che poi Regione Veneto ha un altro sistema che si chiama My Notification Hub, che è un sistema di notifiche, cioè che permette la gestione di notifiche sull'Appio piuttosto che su altre piattaforme, e quindi diciamo potrebbe gestire notifiche che arrivano da terze parti. Bisogna capire il contesto, cioè chi spedisce, chi è il destinatario e qual è il luogo in cui queste notifiche devono arrivare. Se vogliamo che arrivino dentro la MyArea, bisogna capire i motivi e perché. Ecco, questa è l'unica cosa, cioè va analizzato il contesto, però diciamo che MyArea è dedicata al cittadino, quindi dobbiamo fargli arrivare avvisi che sono per il cittadino. Esatto. Però potenzialmente ci sono. L'altra cosa è che noi anche su, per esempio, tutto il sistema di pagamenti di MyPay abbiamo proposto a Infocamere
di integrarlo all'interno dei loro applicativi, quindi le notifiche di pagamento sono gestite all'interno di Infocamere. C'è la piattaforma Imprese in un giorno, Imprese in un giorno, però è sempre attivato dall'ente, quindi è l'ente che dice che vuole intanto usare il prodotto regionale per i pagamenti e non altri, e comunque poi gestire il sistema di notifiche. Però è legato soltanto alla parte di pagamenti. Per cui è un tema un po' nuovo, tra l'altro, insomma, anche per il specifico, e va affrontato. Che abbiamo visto. Ma è quello che dal punto di vista tecnico la testa sì, eccetera. Ma poi le piattaforme possono interloquire tra loro? Allora, se magari MyArea è pensata che tutta la documentazione e tutte le informazioni relative al cittadino rimangano in quel luogo, quindi anche se cambi i servizi, però la documentazione, il pregresso è depositato nel contenitore MyArea. Quindi ho iniziato a, non so, potremmo mettere affitto di una sala comunale, no? Lo faccio con un LED, diciamo così. Sì. Poi il LED non viene più mantenuto, non so, abbiamo cambiato idea, oppure c'è un ente che ha una gestione delle sale talmente complessa che ha bisogno di un servizio esterno. Se io ho fatto delle prenotazioni con il servizio precedente, io me lo trovo nel mio storico e non lo perdo. Cambio il servizio, c'è uno switch con il nuovo servizio, proseguo con il nuovo servizio e nella mia area avrò anche le istanze del nuovo servizio. Quindi diciamo che nonostante quindi il sistema è fatto in modo che le informazioni che transitano dal servizio di terze parti poi vengano depositate e mantenute all'interno del sistema. Ovviamente quelle diciamo a disposizione del cittadino. Tutta la parte di back office va gestita separatamente, perché il back office di un servizio digitale può essere gestito o all'interno della piattaforma My Intranet regionale che viene data all'operatore, e lì dipende da come è stato configurato il servizio. Se è un servizio completamente esterno, solamente integrato, diciamo, per la parte di output, allora il back office è gestito completamente da terze parti. Quindi dipende anche, bisogna capire il grado di integrazione. Cioè quando abbiamo spiegato la MyArea, le possibilità di utilizzare l'integrazione di un servizio all'interno della MyArea è a vari strati. Può essere completamente esterno, dove faccio il plugin, diciamo così. Ne posso usare alcune parti, cioè tengo già diciamo, utilizzo già le modalità di esposizione verso il cittadino su MyArea, tutta la parte che riguarda la privacy, quella della gestione, diciamo, della parte di soddisfazione del cliente, e invece il servizio vero e proprio lo pubblico all'interno della MyArea, ma mi occupo solo di quel pezzetto e prendo già tutti gli altri pezzi a disposizione. Quindi i livelli di integrazione sono diversi. A seconda di questi livelli di integrazione dipende poi come viene gestito il back office. L'unica cosa che possiamo garantire è che il cittadino manterrà nel tempo tutte le interazioni che ha avuto con la pubblica amministrazione. Questa è l'unica cosa che possiamo... Non è poco. Sì, proprio nell'ottica di permettere una maggior, diciamo, cambio o comunque flessibilità. E ecco, poi posso aggiungere che noi stiamo parlando di MyArea perché è quello previsto dal PNRR. In realtà tutte queste informazioni di tutti i comuni della regione del Veneto stanno dentro quella che si chiama MyPA, che è un'area personale del cittadino a livello regionale. Per cui se uno ha fatto un servizio con l'ente di Venezia, nella MyArea, diciamo, dell'ente di Venezia, vede solo i servizi di Venezia. Se va con l'ente del comune di Vittorio Veneto, ma lo stesso cittadino però ha un servizio di Vittorio Veneto, lo fa solo con l'ente di Vittorio Veneto. Ma se lui va nel servizio regionale che si chiama MyPA, vede sia le istanze del comune di Venezia che quelle del comune di Vittorio Veneto. Questa è una cosa che Regione Veneto ce l'ha già da tempo, per cui non ha fatto altro che adottare un servizio, uno sviluppo che aveva fatto alle esigenze del PNRR. Per cui diciamo che il cittadino volendo ha un luogo unico per tutti i servizi
della pubblica amministrazione regionale. Naturalmente permette integrazione di terze parti, ma soprattutto tutti gli altri sviluppi che noi di solito portiamo avanti all'interno dei finanziamenti europei che abbiamo ogni tot anni e naturalmente condividendo le scelte con il territorio. Quindi se il territorio fosse interessato a portare avanti integrazioni di questo tipo, andrebbero insomma poi inserite nel programma regionale. Ok, qua non vedo altre domande. Non ci sono altre domande. Io direi che Ci siamo? sì, non andrei oltre, anche perché c'è anche caldo. Molto caldo. No, se posso dire un'ultima cosa, che è una sollecitazione alla Regione. Allora, con il PNR vediamo che la spesa si sta trasformando da spesa di investimento a spesa corrente, perché poi il cloud è questo. E siccome abbiamo di fatto finanziato il data center, è un invito a considerare anche la Regione Veneto. So che è un abominio dal punto di vista contabile, nel senso che non è un investimento e dobbiamo finanziare gli investimenti, però è un invito a finanziare anche questa tipologia di spesa. Tutto qua. Che, peraltro il PNR lo sta facendo. Sì. Allora, nell'ambito delle progettualità complessive, anche altre progettualità del PNRR finanziano, per esempio, tutte quelle che riguardano le competenze digitali dei cittadini. La parte di investimento fisico è molto limitata rispetto, però ci sono anche progetti che hanno un investimento sul servizio in sé, insomma, quindi dopo il problema maggiore non è l'investimento iniziale, ma è la sostenibilità del tempo di quel servizio. Quindi bene investimenti, bene tutto quanto, ma anche un orizzonte temporale di gestione. La Regione Veneto cosa sta cercando di fare da sempre? Cioè quella di immettere tutte le azioni della trasformazione digitale all'interno di un quadro, di una cornice complessiva, e che di volta in volta diciamo, si adegua alle esigenze che arrivano dal territorio e anche diciamo, dall'alto, no? Che vengono imposte dall'alto. Alcune volte le subiamo anche noi, come le subisce il territorio. Però avendo questo telaio complessivo e anche diciamo, delle azioni, delle linee di azione precise, assorbiamo, riusciamo a essere resilienti insomma, alle varie sollecitazioni e adeguiamo di volta in volta i progetti. Per cui anche se apparentemente in alcuni momenti sembra che abbiamo cambiato idea, cambiare idea vuol dire adeguarsi alla trasformazione. Il digitale è in perenne movimento, pensare che nel digitale le cose siano stabili è un'utopia, per cui dobbiamo avere un'infrastruttura e un'organizzazione tale che ci permetta di volta in volta di assorbire tutte le sollecitazioni della nazione. Questa è la nostra missione, quello che ci siamo posti. Proponiamo questo modello al territorio, lo proponiamo organizzandolo anche nella governance, quindi SAD, la rete della RTV, le competenze digitali per il territorio, tutto quanto. Chi vuole è benvenuto, noi lo diamo tutti, diamo anche gratis molte delle nostre soluzioni, però sappiamo tutti che da soli non si va da nessuna parte, bisogna lavorare assieme con tutti, ripeto, territorio, enti, ma anche le aziende ICT, che noi riteniamo siano uno degli strumenti indispensabili per raggiungere gli obiettivi, e tutte le volte che possiamo noi le coinvolgiamo in forme che non sono quelle del fornitore che dà una soluzione chiave in mano, ma quella di un colloquio, di una costante coprogettazione delle soluzioni, perché solo in questo modo crediamo che possiamo raggiungere delle soluzioni valide. Così come anche il fatto di integrare le soluzioni, cioè anche chi fa delle scelte, lo ribadisco, delle scelte anche di un unico fornitore, tenetevi sempre aperte all'interno di tutto il vostro contratto la parte che riguarda l'interoperabilità. Adesso per tra un po' arriveranno tutte le API del mondo e quindi non possiamo anche insomma tenere presente che non possiamo pagare un obolo ogni API, se questi diventano centinaia. Dobbiamo pensare che il sistema abbia già una sua configurazione tale da poter ospitare e rispondere a tutte queste esigenze.
io direi di ringraziare tutti i presenti, di ringraziare in particolare la città metropolitana che ci ha ospitato in questa sala, al vice sindaco Silvia Susanna che è stata che penso sia impegnata in altre importanti eventi e azioni, a Romano Alberti che qui ci ha fatto anche conoscere alcune peculiarità della provincia di Venezia, a naturalmente Antonio Candiello, Raffaele Malfer e diciamo tutto il team territoriale dell'Arno Nord-Est, in particolare il coordinatore Marco Rimoldi che dà sempre disponibilità a tutto il suo personale per organizzare questi incontri. Noi li continueremo a fare nonostante anche il caldo, ne abbiamo uno previsto adesso, uno a Vicenza domani e ne faremo un altro il 25 a Rovigo, mentre vi ricordo che invece il 26 abbiamo questo incontro con PA Digitale, che quindi è un'azienda ICT nazionale, ma comunque che lavora sul territorio, i quali presenteranno all'interno di un webinar di un'oretta quali sono i servizi che possono fare sui prodotti regionali come aziende ICT, integrazione nei loro gestori. Tutte le informazioni le trovate sulla MyExtranet, myextranet.regione.veneto.it, che è il portale con il quale teniamo i rapporti con il territorio. E poi invece se volete rivedere, nella MyExtranet trovate anche i video, ma se volete andare direttamente su YouTube, nel canale di Agenda Digitale di Regione del Veneto, trovate tutte le registrazioni degli incontri e quindi anche se vi siete perso qualche puntata la potete rivedere. Ringrazio ancora tutti quanti e soprattutto chi ci ha seguito qui in presenza e da remoto e vi saluto e alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti.